Siamo, amici miei, si torna in Sicilia, visto che è andata così bene l'anno scorso, ci riproviamo con nuove sfavillanti avventure del vostro youtuber del cuore. E quindi, che dire, sì. Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Vieni con me, vieni con me, vieni con me. Castellammare del Golfo, prima tappa del mio lungo viaggio siciliano. Venite con me, come dice la mia sigla. Allora, è stata abbastanza semplice in realtà. Sono partito con Ryanair da Venezia, direttamente sono arrivato a Palermo. L'avevo già prenotato con la compagnia Budget, che non è uno sponsor, ok? L'auto, sono stati velocissimi veramente, perché avevo già fatto tutto quanto online. L'unica cosa che mi hanno detto: tu registra tutto perché la macchina ha degli acciacchi, ma non si sa mai nella vita. E quindi ho fatto il video di tutto ciò che c'era, quindi striscetti e botte. Bene, e ora mi appropinquo a visitare la città. Magari mi cambio, divento magari un po' più elegantino, siccome è da tanto tempo che non vedete me che mangio, magari vi delizio con la mia espressione felice. Ah, e attenzione, perché io sono uno che non mangia pesce. Villa comunale Regina Margherita. L'albero come a Siracusa e a Palermo. Una bella chiesetta. Un vago traffico. Palazzo del Comune. Da notare la corona. Tutti al carro da Santa Lucia, poi se volete andare giù. Secondo me è un po' un problema. È questo, quindi una chiesa sopra un'altra chiesa, o meglio una chiesa sotto un'altra chiesa. Faro che non fara. La Varcuzza, bresaola di tonno, il mio coppo mix fritto con panelle e arancine. Qua se sbaglio mi Ma ammazzano. l'arancia io la spero. Iniziamo con le pannelle. Opzionante. Cosa amore? La caponata è il miglior piatto della serata. Buona, veramente buona.
cicchiriglia e mandorla. Allora, ecco qua il tomato del giorno dopo. Allora, ieri sera, con prima a mano, abbiamo speso 85 euro. Pensavo di spendere molto meno qua in Sicilia. Per carità, quello che avete visto è quello che abbiamo mangiato. Siamo stati trattati bene, tutto quanto, loro molto gentili, però non mi aspettavo veramente una cifra del genere. Anche se, ovviamente, leggendo i prezzi del menù, un'idea me l'ero fatta. E vabbè, è andata così. Stasera pizza. E quindi è andata così. Allora, commento sulla città. Allora, tenete presente che l'ho vista soltanto ieri sera, ok? L'impatto e il feeling che mi ha dato è quello molto molto simile. Allora, non me ne voglia Gaetano, un mio follower che mi ha consigliato di venire qua. Attenzione al scorcio. Ma non è il mio genere di città. E non me ne vogliono chiaramente anche i miei follower siciliani. Io amo un'altra tipologia. È una città turistica, si vede. Probabilmente in altri periodi dell'anno forse ha delle vibrazioni diverse, però la sensazione che mi ha data è proprio quella. Mi ricorda da un certo punto di vista un mag in Istria, Croazia, proprio dedicati al turismo. Tanti localini, lungomare, cioè città balneare, ok? E vabbè, non ho detto mi fa schifo, preciso, è un bel paese, però non è quello che cerco di solito, ok? Quindi ragazzi, farò vedere, anzi perché non ce la faccio, scalinata, cerco di mattina è tutta un'altra cosa. No, del ristorante me l'ho dimenticato, caponata fenomenale secondo me, veramente fenomenale, anche il cannolo veramente strabuono, ma la caponata secondo me aveva quel quid in più, bravi. Adesso la facciamo a ritroso, lì c'è anche la postazione di prestito libri, cioè prestito nel senso che te le prendi per leggere, proprio per incentivare la lettura. E motorella a parte, ragazzi, guardate che bel vedere. Quindi se tutto va bene andrò là. Allora, con le spalle il Castello Romano che purtroppo non vedrò, ok? Allora il castello non lo vedrò per un semplice motivo, è un combacio con i miei orari. È tutto qua. Vedete, noi partiamo prima delle 10, il castello aprirà dalle 10, però magari poteva essere anche interessante da vedere. Intanto vi faccio vedere un po' il porticciolo, ok? E adesso vi faccio vedere anche senza faccia mia e vi faccio vedere anche il castello senza la mia faccia. Vi ho già fatto vedere il faro, che è quello che vedete adesso inquadrato. Questo è il porticciolo. Da quella parte c'è la riserva dello Zingaro. E la cosa bella è che ci deve essere il bancarelle dei pescatori. Ma al momento di pesce sulle bancarelle ne ho visto solo uno. Ho visto soltanto una bancarella, perché o è troppo presto, perché comunque sono le 8:30 adesso del mattino, o è troppo tardi. Semplice. Però dai, almeno visto da fuori così ha il suo fascino. E voilà. Eccola, vedete la bancarella col tipo. Hanno Cristiano. Buongiorno. Allora, lungo il porto ci sono molti locali come vedete, la sera qua chiaramente si mangia. E dove sono andato a mangiare ieri, che è la Barcuzza, che è là, e chiaramente dal porto sono tutte quante le escursioni che vi portano ovviamente alla riserva dello Zingaro.